Un boato che ha fatto tremare le finestre, poi il silenzio. L'auto, una Ford Fiesta, si è schiantata contro il muro ed il cancello di un'ex scuola. Che cosa ha visto? E là, questa macchina, l'ho sentito correre forte, ma non so, aveva 100 oltre. Al volante un 19enne di origine moldava. Il ragazzo aveva trascorso una serata al bar poco distante dal luogo del drammatico incidente in compagnia di alcuni amici. Poi ha preso l'auto ed intorno alla mezzanotte il violentissimo schianto. Io ho visto il ragazzo era lì in terra, così perdeva tanto sangue, così c'è anche la macchina distrutta completamente. Mamma mia, andava fortissimo, tanto forte. Il motore della macchina è finito dalla parte opposta dell'impatto, l'auto distrutta si è fermata vicino ad un muretto, il corpo del giovane sbalzato fuori è finito su alcuni gradini. Le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate. Fra i primi ad accorrere sul luogo dell'incidente sono stati gli amici che con lui erano stati al bar, locale dove il 19enne, residente a Vittorio Veneto, aveva lavorato fino all'estate scorsa. A parlarci il papà di uno degli amici che ha tentato disperatamente di soccorrere il giovane ferito. Erano qua, era andato a prendere le sigarette giù al tabacchino qua al distributore e dopo non lo so perché devo ancora vedere mio figlio che è al lavoro adesso e niente, è partito a prendere le sigarette e mi ha detto che è stato uno dei primi a arrivare, che è sbalzato fuori dalla macchina. Dopo, quando sono arrivati i soccorsi, l'hanno subito intubato e adesso il ragazzo qua è andato a lavorare stamattina, ma è rimasto... Suo figlio? Sì, è rimasto sotto shock, sì. Ci racconta che il figlio avrebbe potuto essere in macchina con l'amico. Venerdì scorso gli ho detto andate piano con le macchine, sì, ce l'avevo già nella pelle. Il silenzio del borgo squarciato dal suono delle sirene dei soccorsi. Il 19enne è stato elitrasportato all'ospedale di Treviso in fin di vita. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e l'autovettura stessa sul posto per i rilievi carabinieri di Vittorio Veneto.